Benvenuti a seconda puntata di queste riflessioni sull'insegnamento delle scienze. Praticamente avete avuto una prima occasione di venire a contatto con le idee che sono state esposte nella prima sessione. Adesso cominciamo con una relazione della professoressa Zanetti, al quale do la parola. Grazie, buonasera. Allora, io direi di iniziare da dove eravamo rimasti. Allora, l'altra volta avevamo visto che per costruire un curriculum di scienze o anche di altre discipline, logicamente, è importante partire da certi dati certi. Tra questi abbiamo analizzato tutti i documenti sia europei sia nazionali, anche perché i documenti nostri nazionali fanno riferimento a quelli europei. E avevamo notato, estrapolato da questi, dei punti importanti. Uno era che questi documenti tutti richiedono di sviluppare nei ragazzi un metodo di ricerca, di indagine scientifica e le indicazioni nazionali a un certo punto sono anche molto specifiche, molto precise nel dire quali competenze dovremo sviluppare nei ragazzi. Poi altre indicazioni importanti ci dicono quali concetti far acquisire ai ragazzi relativi a grandi temi, e qui li avete elencati, no? Poi altra indicazione fa riferimento a temi trasversali, storia delle scienze, educazione sanitaria, educazione ambientale, e quindi anche danno indicazioni su una metodologia di insegnamento che potrebbe più di altri essere valida per l'insegnamento della scienza e che io ho riconosciuto come il metodo IBSE, Inquiry Based Science Education. E logicamente però l'osservazione nostra e mia e vostra era, va bene, tutte queste cose, ma il tempo a disposizione qual è? Allora avevamo deciso di intanto cercare di capire la metodologia da utilizzare e quali competenze fa sviluppare nei ragazzi, e poi di andare ad analizzare il percorso di un grande tema che era quello lì dell'evoluzione. Allora, intanto, logicamente noi abbiamo letto anche gli interventi dei colleghi che ci hanno inviato via mail, perché io avevamo chiesto l'altra volta di indicarci, così qui l'hanno detto a voce, altri l'hanno scritto, su per giù i temi che voi trattate nelle tre classi, prima, seconda e terza. Abbiamo preso spunto logicamente anche da quello che ci avete indicato. E qualcuno aveva detto anche appunto che faceva attività laboratoriali, che si anche utilizzava le opportunità che offriva l'ambiente, no? Molto spesso, mi ricordo anche qui a Venezia, io andavo a certi laboratori che mi proponevano a Maestro fuori, oppure seguivo certe visite guidate dove c'era il botanico, dove c'erano altri esperti che offrivano delle attività operative o di indagine ai ragazzi. Allora, molto spesso quando si parla di metodo di indagine si associa subito l'idea al laboratorio, però in realtà non è così, perché l'attività di indagine può comprendere l'attività sperimentale, però può anche non comprenderla, e vediamo perché. Comunque, questo non vuol dire che dobbiamo snobbare le attività di laboratorio, vanno benissimo perché molto spesso sono propedeutiche certe attività all'approccio del vero metodo dell'inquiry, cioè investigativo. L'importante è renderci conto con quell'intervento quali capacità noi andiamo a sviluppare nei ragazzi e quali no, logicamente. Allora, un'attività di laboratorio con l'esperimento, quello che volete, può essere fatta a scopo dimostrativo, cioè l'insegnante esegue l'esperimento e dimostra ai ragazzi, spiega cosa succede.
Oppure l'esperimento può essere fatto, l'attività può essere eseguita dai ragazzi, molto spesso però su indicazioni scritte degli insegnanti. Oppure può essere un esperimento che viene per necessità dopo eseguito a seguito delle ipotesi proposte dai ragazzi per andare o congetture per andare a verificare se queste congetture possono avere un senso. Quindi vedete sono 3 modalità diverse e quindi queste 3 modalità, questi 3 interventi andranno a sviluppare negli alunni competenze diverse. Vanno bene tutte, l'importante è essere consapevoli di cosa facciamo e cosa andiamo a sviluppare nei ragazzi. Primo esempio, l'impostazione fenomenologica. L'insegnante esegue l'esperimento, l'alunno osserva e annota, oppure compila una scheda guida, può anche formulare delle ipotesi, raccoglie i dati, li rappresenta e li interpreta. Vediamo se mi esce qui l'esempio che avevo portato. Sì. Tipo, l'esperimento in questo caso è condotto dagli insegnanti, ma gli alunni, pur essendo l'insegnante che compie l'esperimento, partecipano attivamente alle sue impostazioni, cioè non sono semplici spettatori. Quindi perché non sono semplici spettatori? Perché prima cosa io pongo un problema al quale loro, scusate, ho fatto male qua. Vedete, ipotesi alunni, al quale loro dovranno prima dell'esperimento rispondere, ok? Scrivono nella scheda quello che secondo loro succede. E qui normalmente cosa ti dicono? Che se io continuo a tenere il contenitore con l'acqua sul fornello, l'acqua sale a 100, 200, 300, 400. L'esperienza che ho io è questa, no? Allora, dopodiché scrivo anche io qual è la modalità di verifica. Come facciamo a vedere se la vostra ipotesi è giusta? Beh, andiamo a controllare. E c'è tutto. Ecco il procedimento, mentre io preparo, i ragazzi osservano, perciò scrivono loro quello che si fa e anche raccolgono i dati. Mi ricordo che facevo magari misurare a 2, decidevamo assieme ogni quanti minuti, scrivevamo alla lavagna i dati. Dopodiché vanno appunto a raccogliere i dati e fanno un grafico. E non solo, qui è proprio di una ragazza, anche sbagliato dopo certe cose. Qui erano 2 liquidi, scusate, perché dopo ho fatto alcol e acqua. Logicamente qui intanto avevano appurato che c'era questa sosta termica a una certa temperatura in tutte e 2. E poi appunto vedevano che la temperatura di ebollizione dell'alcol era più bassa e quindi poi mi scrivevano qui si scalda molto più velocemente dell'acqua, ma più a temperatura minore, eccetera. Allora diciamo, questo è un laboratorio dove l'insegnante che fa l'esperimento, a volte ci può capitare, magari anche perché non abbiamo attrezzature, perché è pericoloso, però ugualmente io rendo attivo il ragazzo durante l'esercitazione. Quello che non fa è solamente la parte pratica. Allora, grazie a questa attività io posso sviluppare in lui capacità di osservazione sicuramente, di analisi, perché se alla fine gli dico che osservami il grafico, cosa succede secondo te, eccetera. Poi gli faccio comprendere anche il fenomeno, il concetto. Potenzio il linguaggio attraverso la descrizione e la spiegazione del fenomeno osservato nel formulare le conclusioni. E quindi sviluppo anche un ragionamento ipotetico-deduttivo, perché all'inizio gli chiedo di formulare un'ipotesi di quello che potrà accadere, logicamente in base alle sue conoscenze, no? Perché l'acqua che bolle ce l'hanno tutti sotto gli occhi, sono conosciute. Seconda invece possibilità, l'alunno esegue l'esperimento seguendo le istruzioni date dall'insegnante. Qui normalmente si dà una scheda guida con le istruzioni, sono quelli che troviamo nei libri di testo molto spesso, no? Ho preso da un libro di testo
Qui però vi faccio vedere che è molto chiuso, perché gli fa una presentazione, gli dice cosa fare, cosa osservi e glielo scrive lui. E che cosa ne deduci? E lo scrive lui, perciò direi che tutto sommato qui, e qui dopo sono altri logicamente, ecco qui l'unica cosa comincia a mettere una tabella per raccogliere dati e qui comincia ad essere un pochino più... Ah no, scusate, perché l'ho fatta io questa qui. Scusate. Allora, ho preso la scheda del libro che era molto chiusa, vedete? Cosa osservi ti dà già la descrizione, che cosa ne deduci ti dice già che cosa fare, mentre l'ho trasformata in un'attività un po' più aperta, dove riprendevo il procedimento e il materiale, però chiedevo ai ragazzi di indicarmi osservando cosa accadeva, cioè la raccolta dei dati, e poi li invitavo a trarre delle conclusioni mettendo delle frasi un po' semistrutturate, diciamo aperte, perché per facilitarli si può anche lasciare completamente libero, dipende dalla classe e dal momento. Allora, qui c'è poca differenza rispetto all'attività di prima, l'unica cosa che fanno in più i ragazzi è che manualmente eseguono loro l'esperimento, ma questo può andare bene perché li abituiamo anche a lavorare in un laboratorio, a lavorare con la strumentazione del laboratorio. Prima usavano il termometro, qui adesso usano una pipetta, usano magari graduata, perciò è importante anche questa fase. Però non ci siamo ancora. Qui diciamo siamo nella propedeutica del metodo IBSE, perché qui cosa ci chiedono? Ci chiedono che i ragazzi si pongano domande sui fenomeni e le cose, progettino loro esperimenti, esplorazioni, seguendo l'ipotesi di lavoro. E poi che i ragazzi devono saper descrivere l'attività di ricerca con racconti orali, testi scritti, e dovrebbero anche descrivere il progetto e la sua realizzazione, le difficoltà incontrate, le scelte adottate, eccetera, eccetera. Quindi qui si richiedono competenze sicuramente più complesse. E qui allora parliamo dell'Inquiry Based Science Education. Allora, questo metodo è stato introdotto in più di 30 paesi del mondo e sviluppa perché? Perché dalle ricerche che sono state effettuate pare che sia il più idoneo a sviluppare competenze scientifiche di alto livello, cioè quelle che abbiamo visto prima, progettare, effettuare scelte, argomentare, dopo vedremo nel dettaglio quali. Ecco, risulta efficace sia nella scuola primaria che secondaria. Famoso è il progetto francese, Le Mains à la Pâte, che lavora con la scuola primaria e che utilizza questa metodologia. Esiste anche un sito per la scuola media, però loro fanno sperimentazione su scienze applicate, scienze coniugate alla tecnologia. E soddisfa anche appunto le indicazioni emerse dalle varie ricerche sul insegnamento e apprendimento delle scienze. Allora, vediamo un pochino, è un approccio, si dice problem based. Cosa significa? Esistono essenzialmente due approcci nell'insegnamento della scienza. Uno dove l'insegnante fornisce le informazioni, dà degli esempi, le spiega spiega anche a cosa il significato, l'utilizzo, eccetera. E praticamente parte dall'alto, top down. Questo invece parte dal basso e è un diciamo, metodo che si sviluppa per problemi. Infatti, vedete, i problemi guidano l'apprendimento e va oltre l'importanza della sperimentazione, perché qualsiasi disciplina, anche non sperimentale, può essere affrontata e insegnata con questa metodologia, logicamente.
Certo che in scienze molto spesso per verificare una possibile soluzione del problema noi abbiamo bisogno di sperimentare, però altre volte magari ci basta osservare, raccogliere dati, costruire modelli matematici, eccetera. L'atteggiamento che prevale è quello lì appunto dell'investigazione, con la formulazione di ipotesi, la ricerca di modelli interpretativi, che può essere fatto anche attraverso la lettura di documenti, di libri, di internet, di siti, eccetera. Mentre le modalità di verifica delle ipotesi possono essere, come dicevo prima, non necessariamente di natura sperimentale, non per via diretta, ma per via indiretta. Potrebbe essere anche che raccolgo notizie, faccio interviste, alla fine guardo il mio libro di testa o anche per trovare la risposta. La cosa importante è logicamente la problematica da offrire. Chiaramente devono essere problemi che fanno parte della vita quotidiana dei ragazzi e devono comprendere e sentire come propri la domanda o il problema che è al centro del loro lavoro. Infatti gli studenti si impegneranno nell'indagine se capiscono molto bene il problema su cui stanno lavorando e se per loro ha un significato, chiaramente ha un significato. Quindi, scusate, è importante che i ragazzi quanto più possibile abbiano l'opportunità di partecipare alla formulazione della domanda o del problema. Magari l'insegnante introduce la situazione problematica, però dopo con i ragazzi diciamo focalizza il problema e lo definisce meglio in base appunto alle curiosità e agli interessi dei ragazzi. Per svolgere questa indagine è logico che devono acquisire molte abilità, le vedremo dopo. Tra questi l'osservazione è molto importante, però logicamente deve essere un'osservazione anche finalizzata a quello che si va a indagare. Allora, vediamo qui le varie abilità sono porre domande, formulare ipotesi, pianificare esperimenti, analizzare i dati, supportare le affermazioni con evidenze raccolte, cioè con i dati sarebbe, no? Però l'osservazione poi deve essere, ripeto, focalizzata, cioè bisogna che ci si chieda cosa è importante osservare in questa precisa indagine che sto facendo, no? Potrebbe interessarmi il colore, oppure magari un'altra volta la forma, oppure un'altra volta la temperatura dell'ambiente, oppure un'altra volta di cosa si nutre, cioè non è che ogni volta si osserva tutto in un'indagine, probabilmente all'inizio sì, ma poi si cominciano a selezionare. Imparare la scienza non significa soltanto utilizzare o manipolare oggetti, ma anche ragionarci su, comunicare e scrivere sia per sé che per gli altri. Ecco, è importante che molto spesso i ragazzini, soprattutto i più piccoli, accettano il momento dell'esperimento, della ricerca del laboratorio come un momento di svago e di gioco, no? Molto spesso c'è anche quell'atteggiamento di stupore di fronte a certi esperimenti, perché lo trovano un po' magico, no? Ecco, non è che questo si debba negare completamente, va molto bene anche questo atteggiamento di stupore, di scoperta, però non deve rimanere solamente questo. Pian piano devono comprendere che l'esperimento, tra virgolette, è un momento, è una modalità per andare a verificare se quello che loro pensavano, le loro congetture possono avere un senso, cioè l'esperimento non è isolato ma è all'interno di un percorso e questo è importantissimo. E come è importante che si ragioni su quello che si è fatto, sull'attività, sull'esperimento, perché molto spesso io ho notato che magari fai un'attività con i ragazzi, assieme si esegue un esperimento, dopodiché si perde subito la memoria della finalità di quell'attività.
o se ne distorce l'obiettivo. Quindi è molto importante che si formano le ipotesi, si discutono, si vedono i risultati, si discutono e le conclusioni vengano tratte assieme, perché solamente nel confronto poi si acquista una maggiore, intanto si comprendono sicuramente di più i concetti, i processi e i fenomeni, e il linguaggio ne viene rafforzato, come viene rafforzata la capacità di ragionamento, la capacità di argomentare. Quindi in questa attività sono moltissime le competenze che si mettono in atto. Le idee, le congetture degli studenti, le ipotesi, la progettazione di un'indagine e le relative conclusioni devono essere esplicitate, condivise e discusse oralmente e per scritto. Importante il passaggio dalla discussione orale alla discussione scritta, anche brevi scritti, però lo sapete meglio di me che quando io vado, dopo aver ragionato e esposto, a scrivere, è un momento importantissimo per la concettualizzazione. Voi vi direte, però viene fatto tutto assieme, dopo a livello individuale, anche a livello individuale. Ad esempio, le Malapat parlano di un quaderno, loro lo chiamano il quaderno delle esperienze, potrebbe essere il quaderno di scienze, il quaderno operativo, dove mettono pagine di colore diverso, perché ci sono pagine in cui l'alunno prima riflette da solo, viene richiesto questo, prima la riflessione personale, dopodiché la comunicazione nel gruppo. Quindi ci sono pagine dove l'alunno esplicita il proprio pensiero e ragionamento a livello individuale e pagine dove invece il gruppo concorda. Perché vi dico questo? Vi parlo già qui di questo quaderno, perché questo quaderno è un ottimo strumento sia per i ragazzi, perché andando a rivedere il percorso rafforzano i concetti, rafforzano l'acquisizione della metodologia, ma serve anche all'insegnante come strumento di valutazione. Perché è chiaro che come faccio a valutare l'apprendimento di una metodologia? Non con il quiz. No. È un processo, quindi in quanto processo mi serve una documentazione nel tempo. Il quaderno può essere, ripeto, un ottimo strumento per la valutazione. Quindi l'inquiry presuppone quali competenze: saper diagnosticare problemi, commentare in modo critico gli esperimenti e individuare soluzioni alternative. Delle volte l'esperimento non riesce, è qui il momento di chiederci il perché e di discutere. Logicamente l'insegnante è sempre presente e sa un pochino guidare. Saper pianificare un'indagine, non potranno farlo subito, è chiaro che in prima dovrete agire in modo, come ho fatto vedere prima, con schede semistrutturate, però dopo andando avanti loro capiranno, ok, io devo fare c'è un problema, formulerò un'ipotesi, la condivido, vediamo quella più valida e assieme dopo vediamo come possiamo vedere se può essere valida, non valida, cosa potremmo fare. Chiaramente l'insegnante è sempre alle spalle e aiuta. Formulare congetture, ricercare informazioni, chiaramente, all'inizio dà indicazioni all'insegnante dove trovarle, o date dei libri o date dei siti internet, cioè il lavoro dell'insegnante sembra non ci sia, ma in realtà è molto importante perché deve pianificare e selezionare il tutto. Saper discutere, confrontare tra pari e formulare. Questo secondo il modello di Lynn Davis Bell, perché ci sono vari modelli di IBS. Perciò cosa fa l'alunno? Dicevamo, manipola oggetti e strumenti, osserva eventi, utilizza dati provenienti da varie fonti, fa domande derivanti dall'indagine, fa previsione, progetta e conduce una ricerca, risolve i problemi che ne derivano, testa altre idee, considera i nuovi risultati e sviluppa nuove ipotesi. Cosa fa l'insegnante? L'insegnante qui, collabora con gli altri, condivide idee, progetti, risultati, argomenta le proprie posizioni.
L'insegnante predispone l'ambiente di apprendimento, che però abbiamo detto sembra una frasetta semplice, ma è non è facile, insomma, perché appunto deve seguire i gruppi, deve cercare la problematica che coinvolge di più, deve indicare lui quali fonti, logicamente scegliendone 2 o 3, e dopo dovrà anche valutare. Ecco, non tutto l'insegnamento delle scienze però richiede, come dicevamo prima, l'attuazione di attività sperimentali. In alcune scienze, come l'astronomia e le scienze ambientali, la ricerca si basa di più su osservazioni e modelli matematici. Quindi non è detto che sempre noi dobbiamo far fare degli esperimenti in questa attività, però sempre possiamo procedere con un metodo di indagine. Cioè, dove c'è l'esperimento, il momento della sperimentazione, ci sarà invece il momento della documentazione, cioè lettura di documenti, di fonti o osservare direttamente, raccogliere dati con l'osservazione. Quindi può essere fatto anche in questo modo, però ci sarà sempre la problematizzazione, la formulazione di ipotesi, la condivisione. Allora, cose magari da tenere in mente. È chiaro che non possiamo fare tutto il percorso di scienza, tutto il curriculum utilizzando questa metodologia, perché abbiamo visto i tempi sono strettissimi. Come non è possibile fare sempre il cosiddetto laboratorio. Quindi qui quando noi progettiamo, programmiamo, dobbiamo già avere in testa con quali argomenti avrò l'opportunità magari di fare un'esperienza di BSE, magari basta una nell'anno, però ben fatta verso la fine, e devo però già prevedere quale tematica mi sarà più adatta. Lo stesso per la sperimentazione, normalmente noi la utilizziamo soprattutto negli argomenti di fisica, no? Perciò già nel nostro percorso dobbiamo già pensare dove metto questi momenti, e soprattutto in prima, che vanno all'inizio molto chiusi, strutturati, poi pian piano li apro, li rendo più liberi, e devo vedermi un percorso a lato del percorso dei concetti e dei temi, devo vedere anche proprio a lato, assieme, lo sviluppo di come far acquisire ai ragazzi il metodo di indagine. Quindi li devo scegliere. Come dicevo prima, per appropriarsi del metodo gli studenti devono comprendere che il cosiddetto esperimento non è altro che una possibile modalità, per controllare congetture e ipotesi formulate. Perciò, diciamo, l'approccio problematico va bene anche in quelle situazioni dove io, per varie ragioni, l'esperimento, l'attività in laboratorio non la posso fare. È importante, prima che loro possano progettare piccoli esperimenti, che ad esempio prendano coscienza dell'opportunità di isolare certe variabili, no? Che si vogliono studiare e sottoporre a verifica. Molto spesso loro alla fine magari di certi esperimenti che vengono proposti, se c'è da fare una misurazione, si dimenticano cosa devono andare a misurare, molto presi dall'attività, eccetera. Perciò bisogna molto controllare anche queste piccole cose. Una volta che saranno in grado, potranno anche impostare autonomamente l'esperimento. All'inizio si possono utilizzare delle schede semistrutturate per poi passare gradualmente al quaderno operativo delle esperienze. Come dicevo, vediamo se... ad esempio qui alcune parti sono lasciate libere, in altre io ho messo la scelta multipla, cioè anche perché loro fanno molta fatica all'inizio, non sanno cos'è un'ipotesi, oppure rispondono solo con sì o no. Invece bisogna un pochino abituarla. La grandezza è misurare il termine esperimento, anche qui i fattori che mantengo costanti, quelli invece che vario. Qui invece lascio libero materiali, strumenti, come fareste, eccetera.
logicamente può essere ancora più chiusa mettendo voi materiali e procedimento e lasciando libera a scelta multipla solamente la prima parte. Questo per portarli gradatamente a comprendere anche come procede l'impostazione di un esperimento e cosa devo andare a osservare. Alcune condizioni generali per lo svolgimento di attività di indagine sono: il fatto è che bisogna far rientrare alcune fasi che sono importantissime, abbiamo visto, la problematizzazione, parte tutto da lì, l'IBSE, l'osservazione, qui avevo un'altra scheda, ah sì, questa è domande, tutta una serie di domande su delle soluzioni. Io gli faccio aggiungere zucchero, non mi ricordo, e man mano faccio delle domande e chiedo cosa vedono. Questa era semplicemente soprattutto basata sull'osservazione. Io volevo che qui loro osservassero attentamente quello che succedeva, anche se dopo spiegavo cos'era una soluzione satura, eccetera, però lo scopo era soprattutto quello. La formulazione di ipotesi e loro socializzazione, controllo per via diretta, come dicevamo, o indiretta, la raccolta dati e molto spesso la rappresentazione dove si può, e la formulazione delle conclusioni, la socializzazione e la ricostruzione di quello che si è fatto e perché in questo modo io concettualizzo. Cioè il rivedere il percorso, il chiedersi perché si è fatto quel percorso, cosa volevamo dimostrare, è un momento importantissimo, cioè di ricostruire, il vedere quali sono stati gli ostacoli e come sono stati risolti. Cioè, in questo modo si vanno ad accrescere le competenze metacognitive. Molto spesso, alla fine di un'indagine, spontaneamente nascono nuovi problemi, nuove domande che si pongono i ragazzi. Se riusciamo a avere questo è un grande risultato, perché la cosa principale sarebbe la cosa che, insomma, il massimo, che i ragazzi da soli si ponessero domande. Vi ringrazio, io vi ho messo anche delle fonti che ho consultato, alla fine troverete tutto in Moodle.